Poco meno di 3 ore di interrogatorio serrato, ore durante le quali Franco Rocchetta, considerato l'ideologo del movimento indipendentista, ha raccontato la sua storia, la sua verità. Al quarto giorno di reclusione nel carcere di Santa Buona a Treviso, Franco Rocchetta mantiene la serenità e parla. È venuto fuori il Franco Rocchetta pacifista che è siamo convinti di aver già dato una bella spallata a quelle che sono le contestazioni. Davanti al carcere una piccola folla di venetisti si è radunata a sostegno di colui che ha promosso il referendum per chiedere ai veneti se erano favorevoli all'indipendenza, battaglia che fa parte della sua storia politica, che non ha mai rinnegato e tuttora non rinnega. Franco Rocchetta non è come dire, investito di nessuna partecipazione non solo ad associazioni ma anche come dire, a eventi che abbiano caratteristiche a sfondo più o meno sovversivo militare o terroristico, tantomeno. Si dice fiducioso l'avvocato che nei prossimi giorni presenterà richiesta di riesame davanti al Tribunale della Libertà di Brescia. Allo stesso tempo, a fronte della trascrizione dell'interrogatorio, presenterà anche istanza di revoca della misura cautelare davanti al GIP. Mentre Rocchetta raccontava la sua versione dei fatti ai magistrati a Venezia, in piazza San Marco, un gruppetto di appartenenti al governo veneto, controllati a vista da polizia borghese e non, brindava agli arresti alla magistratura. E ai serenissimi. E ai serenissimi. Venezia. Da Venezia per sempre. Li abbiamo presi come un autogol, una cosa incredibile, che però dà un contributo enorme alla causa veneta. Se prima non si parlava abbastanza della crisi politica che viviamo nel Veneto per essere occupati, adesso è saltato fuori straordinariamente questo. Dal segretario regionale del Partito Democratico Roger De Menech intanto arriva una stoccata verso il sociologo Gianfranco Bettini, il filosofo Massimo Cacciari e Beppe Caccia, ricercatori, i promotori insieme della petizione per Franco Rocchetta libero. La politica deve fare la politica, la magistratura deve fare la magistratura, gli organi di polizia devono fare gli organi di polizia. E ripeto, non credo ci sia nessuno che abbia un'autorevolezza tale da poter dare giudizi su Rocchetta da una parte e sulla magistratura dall'altra. Credo di essere stato chiaro, insomma, rispetto alle dichiarazioni di queste ultime ore. Se ognuno facesse bene il proprio lavoro sarebbe un vantaggio per tutti.